Grazie per questo applauso che condivido insieme con tutta la grande struttura di Insieme, la struttura artistica, tecnica e dirigenziale. Grazie, grazie a tutti. Fatevi sentire, via! Eccoli. Allora. Io vi devo ringraziare, come ho detto durante il telegiornale, noi abbiamo sempre e comunque un pubblico affettuoso, un pubblico che ci vuole bene, un pubblico che viene qui per divertirsi. Oggi ovviamente abbiamo una percentuale di giovani e giovanissimi ancora maggiore, per cui l'entusiasmo si moltiplica, perché ci sono, ho detto prima, i Sonora, eccoli! Luca e Diego stasera ad Insieme per voi che siete qui e per chi ci segue da casa. Ma non perdiamo tempo, perché insieme con i Sonora ci saranno anche Gilberto Idonea, Carlo Caneba e questo affascinante comico che avete visto sicuramente a Zelig e a Zelig Off, che è Al Valenti Filù, il comico che disegna, che fa le vignette comiche, che insomma è un personaggio che incontro con grande piacere questa sera. Allora siamo pronti per cominciare. Come sempre, anche oggi il nostro angolo musicale è presente, per cui buonasera a Marilisa Pino. Buonasera a tutti, ciao Salvo. Buonasera Marilisa. E poi al pianoforte il cacocciolo che non deve chiedere mai, Lucio Nicolosi, stasera capirete perché. Buonasera a tutti, ciao Salvo. Faccio una profezia. Stasera sarà una serata indimenticabile per Lucio, non aggiungo altro. E poi arriva, come sempre, a quest'ora della sera, anche la mia compagna di viaggio, che quest'anno è Diletta Leotta. Eccola che arriva. Buonasera. Buonasera Diletta. Buonasera Salvo, buonasera Lucio e buonasera Marilisa. Buonasera a tutti, che bello oggi. Buonasera a te. Che bello. Hai visto? Bellissimo, il teatro pieno di ragazzi. Sono buonasera tutti coetanei tuoi, quindi è voglio vero, dire, sei miei compagni. giovane tra i Ciao, giovani. Ragazzi. Bene. Eppur mi sono scordato di te, come ho fatto non so. Una ragione vera non c'è, lei era bella però. Un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. Ma che disperazione nasce da una distrazione. Non piangere salame, dai capelli verde rame, è solo un gioco e non è un fuoco. Lo sai che t'amo, io ti amo veramente. Grazie. Sono sicuro che stasera canteranno ancora meglio anche Marilisa e Lucio, perché con questa atmosfera... Con questo pubblico è normale, veramente. Questo bellissimo pubblico. Bene, sono contento, quindi pubblico che ringrazia e restituisce la cortesia. Pronti? Gilberto Idonea, Carlo Canebba, Al Valenti Filù, i Sonora, ma adesso la sigla. Insieme, buon divertimento da Insieme, Marilisa Pino. Prego! Io non ti conosco, io non so chi sei, so che hai cancellato con un gesto i sogni miei. Sono nata ieri nei pensieri tuoi, eppure adesso stiamo insieme. Non ti chiedo sai quanto resterai, dura un giorno la mia vita. Io saprò che l'ho vissuta, anche solo un giorno, ma l'avrò fermata insieme a te.
Grazie. Buonasera, buonasera. Voglio schigli, 1, 2, 3. Scusa. Allora, scusi, venga qui. Grazie. Facciamo insieme l'annuncio. Va bene. Uno si chiama Luca, l'altro si chiama Diego. Insieme. Ma mi scusi, signora, formano i Sonora. aspetta un attimo. Aspetto. Io una serata cavundu a Sonora, un è. Ma guardi, io al momento ho delle nuore, diciamo così, giovani, perché i miei figli sono ragazzi come voi. Qui è chi sta? No, Signorina, è Sonora? No, non li volevo salutare ancora, ma lo faccio. Loro vengono da un paese bellissimo della Sicilia che si chiama Contessa Intellina, in provincia di Palermo. Ecco. Salutiamoli. Conosco. Sì. Sono stato. E siccome è un Però non paese c'era ancora sto di sindaco. origine albanese, questi sono costumi tipici che poi presenteremo. Ecco. Ma passo che erano delle signorine in cerca di marito. Ma non lo so, magari lo saranno pure, però di questo parleremo tra un istante. Va allora, bene. I Sonora ci sono, presentiamoli insieme. Va bene. E così le faccio sentire, come lei voleva, gli schigli, quelli giusti. Siete pronte? Al mio 3. 1, 2, 3. I Sonora! Ci sono? Andiamo. No. C'è solo Sonora, per davvero! Eccoli! Luca e Diego! Ciao, bentornati! Ciao! Prego. Io, signora Rosa, non mi posso scippare i capelli perché mi arrestano picca. Se non l'avevi fatto, complimenti a questi ragazzi. Ragazzi, ma che meraviglia, signora Rosa. Sono molto contento. No, devo dire che sono molto contento. Ho un posto per voi nel mio cuore. Grazie per averci insegnato a sognare. Però diciamo una cosa, si accomodi accanto a loro. Diciamo una cosa, ragazzi, che poi quando succedono queste cose, che sono sicuramente cose concrete, cose reali, vuol dire che avete costruito qualcosa di importante, no? Ve ne rendete conto o no? Fa quasi fatica a parlare. Si fa fatica a parlare, avete ragione, però credo che sia una bella soddisfazione. No, è una bellissima soddisfazione anche perché veniamo da distante, vedere tutto questo affetto comunque lontani da casa è un'emozione indescrivibile, perciò grazie di cuore. Loro lo sanno benissimo, voi arrivate dal Veneto. Sì, da Verona. Siete veronesi, siete due fratelli, abbiamo raccontato l'anno scorso questa vostra bella storia, fatta anche di tanta fatica, perché così come vogliamo sempre ripetere ai ragazzi, ai giovani, non per spaventarli, ma per educarli, le cose nella vita si ottengono con sacrificio, con passione, con tenacia. Voi suonavate e cantavate nei pub, suonavate e cantavate per ore ed ore, guadagnando anche poco. E poi arriva Sanremo, poi arrivano i concerti, poi arrivano anche le soddisfazioni, no? Sì, sicuramente è stata una grande palestra poter suonare tutti quegli anni nei pub e sicuramente se adesso ci troviamo nel palco è soprattutto grazie a quella palestra che abbiamo fatto anni prima, dunque dobbiamo anche ringraziare i nostri genitori che ci hanno sempre appoggiato in questo. Per quanto riguarda il guadagno, neanche adesso si guadagna tanto. Però. Va bene, questa è una rivendicazione sindacale. Diego, come dire, chi vuole intendere intenda, però l'hai detto e siccome qui si può dire tutto. Non sono più gli anni 90, ecco. Certo. Crisi c'è anche. C'è crisi per tutti, signora Rosa. Sì. Ma perché lei non sta guadagnando a sufficienza? Ringraziando Dio, Sì. per carità, però non sono i tempi meravigliosi di un po' di anni fa. È un momento, ma per tutti. è un momento di crisi sicuramente. No, Ma che ne fare stasera così? Però mi sembra importante che già in questi primi minuti di intervista noi abbiamo
messo l'accento su alcuni argomenti sicuramente determinanti per i giovani, cioè l'impegno, la passione, il sacrificio e poi alla fine anche, come dire, l'onestà intellettuale, no? Perché il lavoro sicuramente paga e bisogna affrontare la vita, come dire, con grande sacrificio. Signor Canebba, lei che mi dice? Sì. No, ma lei su picciotta ancora a crescere. Poi hanno questo seguito meraviglioso di questi ragazzi che sono il nostro futuro e che quindi adorando la loro musica fanno una cosa molto bella alla fine, non è che ce ne fossero di tutti questi ragazzi che vanno dietro a questi bravi artisti. No, ma io dico una cosa e poi continuo con le presentazioni. Diciamo che adesso conosco già abbastanza bene Luca e Diego perché sono stati qui l'anno scorso, abbiamo lavorato anche in esterna, abbiamo fatto delle serate insieme, quindi siamo stati un po' più vicini. Ho avuto il modo di apprezzare anche, come dire, il loro comportamento. E io dico una cosa, Carlo, aiutami tu, dimmi se sei d'accordo, che poi la gioventù non è poi così cattiva come la si dipinge, no? Lo dico davanti a tanti giovani, a tante ragazze. I ragazzi vanno educati, vanno istradati, vanno seguiti e da loro bisogna cogliere il meglio, bisogna trarre le cose positive. Io credo che se c'è questo rapporto tra la società, la famiglia e i giovani, alla fine da questi ragazzi si può ottenere sicuramente il meglio. Io vi auguro veramente le migliori fortune, ragazzi, perché siete il nostro futuro. Volevi fare una domanda, Diletta? Sì. Questa è una delle positività della gioventù. No, perché in questi giorni si parla tanto di scorciatoie, si parla tanto di tante cose brutte che coinvolgono soprattutto le ragazze, ma non solo. E allora, quando una trasmissione televisiva può dare esempi positivi, io sono contento di questo. E vi ringrazio. Bravo. Diego e Luca. Diego e Luca. A proposito, tu sei nato il 27 novembre e quindi per ora si tranquillo. È Sagittario, usaccio. Fermi, per cui compirai, l'età vostra si può dire, 25 anni a novembre, giusto? Ho detto bene? Invece tu sei nato il 27 febbraio. Per cui domenica prossima compirai 29 anni. E siccome domenica prossima non staremo insieme, noi gli auguri te li facciamo stasera. Grazie. 29 anni. Buon compleanno poeta, Natale, c'è un manifesto, eccolo là, che riguarda il nostro Luca. Buon compleanno poeta. C'era una domanda di Diletta? Volevo fare una domanda, è una curiosità mia, ma credo che sia poi una curiosità di tutte le ragazze. Siete belli, giovani. Pensate cosa ha scoperto Diletta, che sono belli e giovani. Hai visto? E già questa è una conquista. Poi... Siete belli, giovani e famosi, ma avete tempo per l'amore? Beh, ringrazio per il belli intanto. Perché, Ma che non confermano qua? c'è tempo per l'amore, ma... Sempre. Sempre. Ma Diego è uno furbo, Signor Canebba, ha una domanda lei per i Sonora? noi chi c'è da domandare, che sai? Io parlo suonando. Solo che io ti l'avevi capito in No, sopra, no, io no. ero in sopra. Diciamo una cosa, Sì. lei più che il Però nonno... lei ride gioia. Non mi scuzzuliare a Diego. No. Hai visto che bel sorriso che hai? Come si chiama? Diego. Diego. Diego, beato tu, ce ne fosse una per mia, una!
C'è una domanda anche di Marilisa, sentiamo dall'altra parte col microfono di Marilisa. Prego. Volevo chiedere ai ragazzi, visto che loro hanno vinto il Festival di Sanremo qualche anno fa con la canzone L'amore, Nel 2008. cosa sì. ne pensano di questo festival del 2011? Va bene, ne abbiamo parlato ieri, quindi È giusto sapere anche è una la loro domanda opinione. pertinente. L'avete visto? Ma abbiamo visto, diciamo, un po' a spezzoni perché siamo anche impegnatissimi, stiamo già cominciando a pensare a cose nuove, a scrivere cose nuove. State facendo anche un tour, mi pare. Sì, siamo anche che in è tour già tra l'altro. cominciato, sì. Comunque per quanto riguarda il Festival di Sanremo, noi siamo contenti sia per la vittoria di Vecchioni sia per l'altro ragazzo nei giovani, anche perché sono... Gualazzi. Esatto, sono Sì. due cantautori e questo significa che il cantautorato non è morto, anzi vive e probabilmente qualcosa sta cambiando. Tra l'altro il giovane che ha vinto Sanremo Giovani si è esibito con il più grande trombettista. Che è Fabrizio Bosso. Esatto, Che è perciò- straordinario, io spero di averlo ospite presto, perché A me in radio me ne richiedono sempre, ragazzi. ha dato ulteriore prestigio ad una canzone molto bella, hai Esatto. detto bene. Invece la sua canzone preferita di Sanremo? La mia canzone è Il vento e le rose. Di Patti Bravo. Di Patti Bravo. Allora, sto per farle forse una sorpresa, lei Forse. ha assistito alla telefonata fatta in camerino e speriamo all'inizio di aprile di avere qui la mitica, charmante, affascinante Magari. Patti Bravo. Abbiamo parlato con Diego Calvetti, vediamo di capire. Allora, completiamo la presentazione perché poi ovviamente vogliamo sentire la vostra voce, le vostre chitarre. Abbiamo fatto una prova live molto speciale. C'è un brano che si chiama Boy. Che c'è? Boy. Baby, Non c'è un brano che si chiama Hey Boy. Com'è? Ma nostra. Hey man. Com'è? Baby. Ah, baby. È Senta, dedicato scusi. a me? Assolutamente. Lei c'ha sempre i boy nella testa. Ma chi però. ne sa? Mi pareva, no, baby, ha ragione. Baby. Ma sono tutti di Catania questi ragazzini? No, vengono da tutta la Sicilia. Ma che anche meraviglia. oltre. C'è un fan Chi club viene da organizzato. lontano? Da mo- dove vieni? Dalla Anche dalla Lombardia? Lombardia. Ma qui è sta pazza? Vieni qua, tu che vieni dalla Lombardia, vieni qua, sali Ma sul vieni palco. qua! Lombardia. Vieni qua. Gioia! Da dove Vieni, arrivi? vieni. Ah, scusa, una che arriva dalla provincia di Lecco, io la devo far salire un secondo sul palco. Come sei arrivata qui? In treno. In treno. E quando sei partita? Sono partita Manco su ruoda. Cioè, sto viaggio fu così lungo, ma manco su ruoda. Come ti chiami? martedì, sono partita. Sei partita martedì in treno. No, lunedì. Lunedì. Vedi che oggi... Allora, Mio, caro. aspetta, scusami. Noi siamo in Sicilia. Questo è il teatro ABC, si trova a Catania. E fino a qua ci siamo. La Lombardia è a nord. Tu sei partita da Lecco nel 2000? Non lo so. 2011. Del 2011. Ma sei sola? E come sei arrivata qui? Con Ah. chi sei? Sono con mia sorella che è tra il pubblico e poi c'è mia mamma. Ah, c'è anche la mamma. E quanti anni hai? Ah, ne ho ecco. 14. E quindi hai saputo dal fan club La mamma e lei? che c'erano qui Sonora a Catania e hai avuto, come si dice a Lecco, questo sballo. Ma io ti giustifico assolutamente perché è bello avere una passione per loro. Ogni sonora è bella mamma sola. Ragazze, io una stretta di mano la darei. Ragazze, scusatemi, ma da Lecco, vieni qua, vieni qua. Vieni mamma, vieni qua mamma, vieni qua. Tanto poi dopo ci sarà. Ciao. Vabbè. Invidiose! Scusami. Quando riparti? Domani o dopodomani. Non ne hai premura però, dico no. Quando puoi tornare a casa? Ma vabbè, salutaci Lecco e la Lombardia. Complimenti, applauso a tutte le fan, bravo. Bellissimo, da Lecco. Tieni Riccardo. Mamma mia. Allora, completiamo le presentazioni. Beh, avete visto cosa combinate tutti e due? Rimaniamo scioccati ogni giorno sempre di più dalle loro dimostrazioni d'affetto che cioè, ci lasciano senza parole davvero. Vedere comunque a distanza di
più di 1000 chilometri gente che ci segue. E pensare che per uno... Lo so ragazzi. Sì, anche questo mi ha detto una signora, per te questo ed altro, che venne da Sant'Agata li Battiati per un mio spettacolo. Ha detto per te Salvo questo ed altro. Ho fatto 8 chilometri ma ne valeva la pena. Vabbè, però ringrazio il pubblico d'Insieme che ci segue dovunque. Anzi, ho salutato poc'anzi gli amici di Contessa Entellina, poi sentirò il sindaco Sergio Parrino che è qui nelle prime file. Voglio fare anche un saluto a 2 gruppi che arrivano dalla provincia di Enna, per l'esattezza da Nicosia e da Nissoria e Leonforte. Applauso per loro, dell'Anci Scout. C'è un altro ospite che voglio presentarvi anche per parlare tra un po' di proverbi, di miniminaglie, di indovinelli siciliani. Si chiama Gilberto Idonea, eccolo! Ciao Gilberto! Ciao, buonasera. Hai visto quanto entusiasmo c'è stasera? Certo. Io so che anche tu sei contento, perché certo, anche tu hai figli grosso modo di questa età. A proposito di figli di questa età, visto che... Alessandro? No, c'è Aureliano, che oggi fa 15 anni. Ah, Aureliano fa 15 se anni, gli vogliamo auguri. fare un applauso. Aureliano Idonea, auguri. Aureliano! Tanti auguri. Accomodati, non cominciamo subito. No, non cominciamo. Per adesso sistemati, vedo che hai la carpettina, ma tra un po' vedremo anche quello che ci hai portato. E fermiamoci per adesso. L'ultimo ospite lo annunceremo con un filmato più avanti. Me la racconta una storiellina, una barzelletta, così poi andiamo in pubblicità con il tassativo, come dice la Maria De Filippi. O il tassativo, tra un po', tassativo. Prego. A proposito di bambini... Loro sono signorinelle, sì. Ma siete state anche delle bambine, i maschietti sono dei bambini. Scusi, mi viene una curiosità. Sì. Lei è mai stato bambino? Io? Perché sono cresciuto per caso? A lei è bambino dentro? Dentro. Ho capito. Io sono ancora un bocciolo. Una signorina gentile ha detto si vede. Si vede. E ova. Infatti non la inquadreremo per non esporla al pubblico ludibrio. Allora. Ma da stare fermi. Perché appena abbiamo vita la cura, chi siete uno schigli? Allora, barzelletta, dai. Come si chiama? Contessa Entellina? Contessa Entellina. A Contessa Entellina c'era una signora che aveva un bambino che facendo un anno non parlava. Ma questo piccino non mi parla, ma come mai non mi parla? Sta 2 anni e questo piccino non parla. Chi se ci fa mamma, di papà, soffro, niente. Sto piccino non parla, 3° anno. Dice, sto piccino a fare parlare. Sì. Dice, ma che mai inventare? Ma inventare qualche cosa per forza? Ma inventare qualche cosa? Che faccio? Ci faccio una festa. Quanti abitanti fa con Contessa Entellina? 2000 abitanti, invitavo a tutti. Che c'è? E di dove siete voi, scusate? Ah, per loro, sì. Ma ne ci fa se non capiscono! Pensaci dopo ti spiego! Stasera che mala serata! Noi poi abbiamo le mini minaglie anche in italiano. Pensate, Semo! Va bene, dai. Allora, dici che cosa faccio? Fa 3 anni, su piccerino non mi parla, ma che fare? Fa una grande festa. Signor sindaco, a metà magari a lei, su ruota, invita a tutti. Cicchi zacchi, boom, cicchi zacchi, auguri, un piccino parla. Zio. La prima parola era zio. Zio. Mamma mia, zio. L'indomani mosso zio. No. Quindi un bambino che portava male. Ha detto zio, è morto lo zio. Vabbè, però può succedere. Ma sì. Dopo questa parola zio, sì, per un anno non parlavo più. Niente. Fa 4 anni ci faccio un'altra festa. Per forza, se parlavo ci vuole parlare un'altra volta. E un'altra volta, auguri, un sindaco un'altra volta che si sediava, ci ha pagato un stesso. Auguri, vicino parla. Nonno. Nonno. L'indomani mosso un anno.
Bambino terribile, Terribile. Sì. Terribile. Terribile. Pinanno non para a 5 anni ci fanno un'altra festa, un poco scandati erano veramente. Eh beh, certo, siamo dopo 2 morti in famiglia. Erano un poco scandati, Sì, ce la facciamo, non ce la facciamo, ce la Sì. facciamo, non ce la facciamo, Sì. ce la facciamo. E ce la fecero. Sì. A festa. A metà a tutto il paese, stavo con il sindaco Manguccio. Eh beh, certo. Se sediamo. Sindaco superstizioso, cioè mi sto a casa, che No, è anche meglio. perché il sindaco era il vicino di casa. Ah, ho capito. Quindi, Ho capisti? Quindi... Cioè, stava presso Potta. Certo. Au. Che? Fa 5 anni, festa, auguri. O picciretto parla. Papà. Finalmente papà. L'indomani mossi i vicini di casa. Che non era il sindaco, un altro. E succede, ogni tanto i vicini di casa combinano qualche danno. Ne ha un'altra veloce? Questo è un classico e me l'hanno richiesto, la dobbiamo fare. Siamo alla fine della seconda guerra mondiale. Sì. A Contessa Intellina, stasera smuccamo, Dopo mi fai la statua tua mia. A Contessa Intellina, dopo un po' di anni che è finita la guerra, arriva il Presidente della Repubblica. Sì. Ad onorare i defunti e premiare coloro che sono caduti in guerra. Sì. Ora, quando dico io, ad a dire tutti come ha fatto Schigli, ora vado a fare bello forte, ad a dire una miraglia, 1, 2, 3. Sono brave, sono Brave. bravissime. E poi, quando vi dico io, dovete contare fino a 5. Brave, pare ma a scuola, pare. Allora, grande festa, un sindaco si impopava tutto, si mi sa sciscia, però non era lei. So il nonno. Si mi sa sciscia, a banna, tutte cose, arriva il presidente, saluta tutti quanti, onora i defunti con questa corona e poi premia tutti quelli che sono caduti in guerra. Allora tutti pare messi in fila, arrivo primo senza una yamma. Come a fare? Vi girate di a banna? Li lasci stare tranquilli. Allora, Senza la yamma! Senza amperi! Senza nocchio! Senza razzo! Senza la mano! Mangio come è magra questa cosa. Allora a un certo punto arriva uno sano da testa e pere. bene. Questo lo hanno capito. Un unico capeno! Sì. Vabbè, Hai visto che l'hanno capito? Perché lei è stato molto eloquente, quindi non ci sono equivoci qui, no? È chiaro? Signor Presidente, mi deve scusare, ma né colpa mia, né colpa del capitano, né colpa della guerra, ma la colpa è mia perché sono sempre ingiunato. Il capitano mi diceva sempre, impara a usare la bomba a mano. Tu ti metti la bomba vicino alle mani, tira la spoletta e conti fino a 10. E io così feci. Presi la bomba a mano. Sì. Tirai la spoletta e... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Il signor Caneva, Carlo Caneva. Diletta, andiamo in pubblicità. Isadora! E poi dopo, nel prossimo stacco, sentiremo il primo momento musicale live dei Sonora. Arriveranno anche questi disegni particolari, comici, ironici, simpatici di Alba Lenti, detto Filù, direttamente da Zelig, le mini minaglie del nostro Gilberto Idonea con traduzione italiana, così anche Diego e Luca potranno seguirci. E poi, ieri abbiamo mostrato l'intervista a Monica Bellucci, che tu conosci molto bene, perché hai fatto con lei un film, ricordiamolo. Hai fatto Malena. Ho fatto Malena, sì. E ti devo dire una cosa con grande piacere, che ieri abbiamo mandato in onda alle 23:10 esatte l'intervista con Monica Bellucci. Sai che c'è l'Auditel che governa un po' le televisioni nazionali, meno quelle regionali perché noi pensiamo più al gradimento del pubblico. Però
non appena è partita l'intervista, peraltro breve, lei ha risposto solo a 2 domande, con Monica Bellucci, noi 2 però, sì lo so, noi 2, io e Gilbertidone, visto che siamo inquadrati ce lo prendiamo. L'Auditel è schizzato su del doppio, capito? Ma io ho sentito fenomeno straordinario, sì. Diceva sì. La Bellucci. Lasciale urlare, noi continuiamo a parlare. Vai Diceva tranquillo. la Bellucci che si era emozionata, lo stesso ha detto anche lui, che si sono emozionati nel baciarsi. Sì? Sì, sì. Con De Niro, dici? Con De Niro, Robert sì. De Niro. Robert De Niro ha detto, ma anche l'ha detto Monica Bellucci, ci siamo emozionati quando ci siamo baciati, è chiaro? Allora io stasera manderò in onda un'intervista con un altro grandissimo attore italiano che è Carlo Verdone, un'intervista realizzata appositamente per Insieme, in cui Carlo parla del film Manuale d'amore 3 che uscirà venerdì prossimo in tutte le sale, ma parla anche del suo rapporto con Insieme e con la Sicilia. Quindi aspettiamo Verdone tra un po', anche dopo la musica dei Sonora. Pubblicità. Grazie. Cut Me Loose, i Sonora, eccoli! choice I'm making, I will
just what I need. I'm standing on the edge. Grazie. Grazie. I Sonora ad insieme, rigorosamente dal vivo. Diciamo che questo era soltanto un antipasto, no? Sì. Abbiamo cominciato così, poi faremo un blocco centrale un po' più lungo e poi chiuderemo magari con una canzone che vi ha dato tantissimo, come abbiamo detto prima, che è L'amore. Esatto. Era il 2008. I Sonora, dopo applauso per i Sonora, grandi. Natale, andiamo a recuperare dal nostro archivio il filmato preso proprio da Zelig, trasmissione cult per quanto riguarda la comicità di Canale 5, perché sia a Zelig Off che a Zelig va ospite spesso un cabarettista un po' particolare, un artista sicuramente particolare, che ritroveremo fra qualche minuto su questo palcoscenico. Questo è un momento in cui lui prende in giro con grande simpatia il grandissimo conduttore di Zelig che si chiama Claudio Bisio. E allora andiamo a vedere questo momento tratto da Zelig e poi ritroveremo qui sul palco Al Valenti in arte Filù. Canale 5, Zelig. Claudio Bisio, vai. Filù. Ciao Filù. Filù. Bella. Grazie. E io? Otto. Faccio un ritratto. Ah, va bene. Posa. Il ritrattino a Valencia. Vai. Andiamo. Ferma, ridi. Sì, fai come la Venere di Milo. Senza braccio. Ma che ritratto? Ha fatto il pollice suo! Filù! Allora fai anche l'unghia nera, raga, che ti ho visto. Aspetta. È finita. Cosa fa? Gli occhi alle nocche. Fiorellino. Gli occhietti. Le orecchiette. Una coniglietta. Sei tu, I dentoni sono i tuoi. Aspetta un po'. Che disegno inutile. Pettine, pancina. Pancina. Manca la cosa più bella di Vanessa. Anche tu, era così. Uffate, basta, è ora. Sotto la maglia, castigo. Cicciurà. Dai, ti aiuto io, Filù. Sì. E ora cosa fai? I gabbiani. Forza via! Ma perché? Poi cosa facciamo? Sole bello! Illumina la coniglietta. Sole bello!
no, stai... No, Stiamo io. No, ferma, non riesco a uscire. Aspetta, cuffietta! No, dai, non fare... Aspetta, che sta facendo un ritrattino. Aspetta. Marina, la Marina. Corpettino, piedini. Sei un bambino. Piedino, così giù. Ombelico. Piccolino. Pisellino. Piccolino. Che routine. E poi? Che cos'è? Basta! Ma non ero solo io! Va bene, so, è per sole, però nuvoletta! Se c'è la nuvoletta e c'è anche il nuvolone! E c'è tanto vento! E tanto vento! E la nuvola sposta tanto! Oh! Ed è minacciosa! È tanto minacciosa! Quanto è minacciosa! Ma come mai sarà così minacciosa? È perché sta piovendo! E c'è tanta pioggerellina sulla testa di Claudino! Pubblicità! Facciamo un applauso anche a Claudio Bisio, che ovviamente sta sempre allo scherzo, alla bravissima e bellissima Vanessa Incontrada e soprattutto a lui, al Valenti Filù, stasera d'insieme. Buonasera, buonasera Filù. Ah, è già pronto? È già pronto. Zampetta! Zampettina! Fogna. Fogna. Sì. Fast food! Sotto frecciolini. Fuffa, sempre a me mi tocca. Poi sempre mi tocca portarla, questo qui, ma guarda un po'. Uffa, puppe! Punta tacco! Punta tacco! Uffa! Sono stanca, tanto stanca, non ce la faccio più, non ce la faccio più. Lei aveva un debole, il suo fidanzato. Esatto. Su papà, rolla, fiuppini, rolla, più, su. Aua, su. Piedaccio, un altro piedaccio. Ma come? La mano, spanisci, sopracciglia. Peletti! Sono piegati. Naso! Ebbene, mi sono costruito tutto da solo.
Era meglio se mi facevo aiutare. Lo so. Stop un po'. Avete in sotto su e ne so nasetto su punto so. Che avete scritto so. Che avete scritto fatto. Sopracciglio. Fiamme dite te po'. Zigomotti. Ma se pensa fuso. Si pittu. Su. Si può su. Ciuffetto! I capelli molto neri, sembrano quasi blu. Sopra su, mi tuffo al volo, cravatta, su giacchetta che vola, sotto, scarpuccia, mi sembra di capire. L'altra scarpuccia, più. Era un piccolo fiore, una rosa. Sì. Salvo la rosa. Filù, Alvalenti, bravissimo, applauso straordinario per Alvalenti. Grazie. Che si accomoda con noi in salotto per prendere parte alla trasmissione nel frattempo che i nostri tecnici spostano la lavagna. Io devo ringraziare Alvalenti che si trova in Sicilia per tutta una serie di iniziative speciali. Sei a Caltanissetta, se non sbaglio, in questo periodo. A far che cosa, Al? Dunque, per un progetto che viene fatto nelle scuole elementari, è un progetto di educazione all'immagine attraverso il disegno umoristico. È stato curato da Michele Albano ed Ernesto Cerrito dell'Associazione Culturale 7 Ottavi e l'abbiamo curato anche appunto insieme, in collaborazione con la preziosissima Eliana Esposito. Sì, che saluto e che ci ha permesso anche di incontrarti. Torneremo dopo, intanto grazie per questo omaggio, conservatemi questo suo disegno che conserverò con grande piacere. Grazie. Filù, Claudio Bisio non si è arrabbiato. No. Perché gli hai fatto anche la doccia. Sì, Va bene che lui non ha capelli, quindi poi non deve neanche asciugarsi, però... No, però sì, no, l'ha presa bene. No, ma lui è simpatico, lui è bravissimo. Che diciamo? Ci chiedono di pubblicare queste mini minaglie, ci chiedono di pubblicare gli indovinelli. Attualmente non esiste una pubblicazione legata al programma. Si può fare? Tu sei il direttore d'orchestra, se lo vuoi, va bene. Non hai altro che pigliare l'anno scorso e quest'anno. E le mettiamo insieme. Le metti insieme. Va bene. Allora, ci stiamo pensando, questa è la nostra risposta. Se vi farà piacere, scrivetecelo ancora. Addirittura puoi vedremo fare di come si pubblicarle. usa oggi, puoi fare anche il DVD per cui ci sono il parlato, come i libri. C'è un libro di Camilleri che viene letto da qualcuno. Ne parliamo. Forse è bello fare un DVD, raccogliere tutto quello che abbiamo fatto, che diventa ancora, come dire, più espressivo in tempi moderni. Gilberto Idonia, vieni, applauso, vieni. Allora, Luca e Diego, questa volta voi potete seguirci un po' meglio, perché noi con questo signore, che è un bravissimo attore catanese, riportiamo in vita le mini minaglie. Sono come dire, una sorta di indovinelli che possono sembrare anche un pochettino volgari, nel senso che hanno un doppio senso, ma alla fine sono sicuramente puri, sono sicuramente molto semplici. Partiamo. Ero distratto dalla bellezza di quei costumi. Adesso ci arrivo, Contessa Entellina, sono albanesi. C'è tutta una zona del palermitano, da Piana degli Albanesi in poi, dove ancora si parla anche in albanese. Io sono stato l'anno scorso. Loro sono stati i primi a conservare la cultura. Noi siciliani un poco ce lo siamo scordati e quindi quando ci riappropriamo della nostra cultura bisogna essere orgogliosi. È vero. Già vedendo un costume di quello si capisce
quale amore. C'è per la propria origine. Facciamo un saluto perché negli Stati Uniti in questo momento c'è il nostro amico Lorenzo Rannisi, insieme con tantissimi altri amici, che ci sta seguendo. Lui è stato la nostra guida a New York qualche tempo fa e quindi Lorenzo ti ringraziamo. Salutiamo pure Padre Aldo che sempre mi scrive. Salutiamo Padre Aldo. E tanta gente scrive pure per Mini Minacchi, insomma mandateli. Allora, vai dalla regia, Antonio Spadaro insieme con Natale Zennaro. Prima Mini Minaglia, tutti dovete indovinare, tutti, anche tu. Al di origini ma comunque sarde ed vive in Toscana, se non sbaglio. Sì. Allora, io nudo sì. E tu in camisa. Allora, io sto nudo e tu invece stai con la camicia. A mia ma vampa e a tia tattissima. Eccoci. Un miracolo! Come il miracolo? Se la legge bene ci vuole un miracolo. A me mi avvampa, quindi c'è un certo calore, e a te invece diventa rigida. Che cos'è questa cosa che diventa rigida all'altro e fa bruciare invece il primo dei due? Cos'è? Che l'ha detto? La camicia. La camicia l'ha detto forse No, l'avevano detto dalla e anche sala. di là, sì. Certo, è la camicia, il ferro da stiro che stirando con l'amido, come si usava una volta, c'erano i colletti e i polsini che dovevano diventare tesi e quindi questo ferro da stiro che avvampava bruciava e tutto il resto diventava invece teso. Bene. Seconda, ferro da stiro e camicia. Sì. Prego. Va bene, prego, sì. Sugno longo e sugno tonno. Sono lungo e sono rotondo. Sugno morto e sportosato. Sono morto e anche bucato, bucherellato. Ma risuscito e rispondo. Ma risuscito e rispondo. Se mi doni lo tociato. Se mi dai il tuo fiato. Che cos'è? Non è il palloncino, no. Quasi il fischietto. Il fischietto ce n'ha uno. Questo diciamo che sugno longo e sugno tonno. Sugno morto e sportosato. Ma risuscito e rispondo. Se mi doni lo tociato. Il flauto? Vabbè, lo zufolo di canna lo zufolo è più di canna giusto. è più giusto. Complimenti, visto che anche i giovani... Sì, lo zufolo di canna. Lo zufolo, friscaletto. Friscaletto. Poi? Ora un palmo io ce l'ho. Ora di un palmo io ce l'ho. Ma è più lunga la volessi. Però lo vorrei più lungo. Ma magari se tu lidda... E anche se è stretta... Io di carne la inchissi. La riempirei sempre di carne. Dilla tutta di seguito, che questa è carina. Ora un palmo io ce l'ho, ma è più lunga la volessi. Ma magari se tu lidda, io di carne la inchissi. Che cosa è? La salsiccia! La scarpa, la scarpa. Ma chi si antica, figlia? Sì, Marilisa è proprio antica dal punto di vista delle Antica come disco. Poi andiamo avanti. Sì. Campanella saporita. Campanella saporita, Si la mucca la mezzita. Se la mangia la mia fidanzata. Che cosa è? No, me ne vado, come fa? È la pera, ma che fa? Mi leggi gigante. Non lo so. È la pera. No, bravo, vabbè. Ora te tengo nascoste, non vorrei che approfitta nel camerino. Hai voglia, ti puoi scappare. È inutile che fuggi e scappi, è inutile. So qui hai a mezze cosce me la dare. Quello che tu hai in mezzo alle gambe me lo devi dare. Che cosa è? Che cosa è? È inutile che fuggi e scappi. E voglia di fuggire e scappare. So qui hai a mezze cosce me la dare. Cos'è? Pensate una volta cosa ci poteva dare nella civiltà contadina, qualcosa che ci serviva. Cos'è? Non è la stufa, cos'è? Allora, è il latte della pecora della capra. È inutile che scappi. Quello che hai in mezzo alle cosce me lo devi dare perché io lo spremo e mi serve il latte per vivere. Adesso che ve l'abbiamo spiegato è facile. Facciamone ancora 3, dai. Di fora? Di fora virdi. Di fuori è verde. Di intra rosso. Di dentro è rosso.
e le fette musso musso. E le fette vengono strofinate labbra e il melone, va bene. Poi, questa era facile. Verde in campagna. Sì, è verde in campagna. Nero una putia. Nella bottega è nero. Rosso a casa mia. A casa mia è rosso. Verde in campagna. No. Nero una putia, rosso a casa mia. Cos'è? Il vino non può essere perché è verde in campagna. Neanche l'olio, neanche l'olio. Allora è qualcosa, pensateci, che comincia a essere verde, in campagna è verde. Poi a un certo punto, con il lavoro del contadino, nivoro una putia, perché diventa nero la bottega, la putia, non pensatela come la bettola, ma la putia di una volta era la bottega, quello che vendeva tu. Scusami, si sta avvicinando, scusami. Il carbone. Bravo! Beh, il carbone. È rosso a casa mia perché si accende e il carbone diventa rosso. Bravo Carlo. Nivoro verde in campagna. Sì. Nivoro nella bottega sì. E rosso a mia casa. Va bene. Facciamo l'ultimo per questo primo segmento, vai. Allora, questo è da riflettere perché è un indovinello più che una mini minaglia. Sì. Perché quando è morto o porco si sazia o si sazia? Perché quando è morto il maiale poi si sazia, O il maiale è sazio, Perché? La sta dicendo, brava che la ragazza già fa il gesto. Perché? Perché? Perché gli riempiono le budella. Gli riempiono le budella della sua carne, perché la salsiccia come si fa? Si fa col budello del maiale. Quindi il porco si sazia quando è morto perché lo riempiono il budello della sua stessa carne, quindi avendo il budello pieno è sazio. E quindi per questo il porco quando muore si sazia. Gilberto Idonea, prego, bellissima lezione di siciliano. Avete voi in Veneto, ragazzi, questo tipo di indovinelli popolari? Non lo so, ovviamente nel vostro dialetto ci sono. Da noi si chiamano mini minaglie, anche se poi ci sono varie diciture nelle varie province. Indovinaglia. Ci sono da voi? No, No, ci sono sicuramente, ma non le sapete voi. Non le sappiamo. Non le conoscete. Vabbè, insomma, siete molto giovani. Sono moderni, signora Rossa. Sì? Sono ragazzi di oggi. Che cosa ha detto? No, perché io sono molto anziano. Ah, sei vecchietto? Sì. Ma no! No. Io adesso chiedo a Diletta di portarci in pubblicità, perché poi nel prossimo blocco avremo l'altro momento musicale dei Sonora, un altro momento di Filù con la sua lavagna meravigliosa, con il suo cartellone magico. Senti, e poi torneremo anche con Gilberto. C'è un minuto? Certo che c'è un minuto. Sai perché? Perché un signore che si chiama Giovanni Granata da Melilli mi ha mandato una sinossi per Canebba? Mi hanno mandato una sinossi per te. La sinossi nel cinema è il riassunto di un film. Se io da adesso ti do la sinossi, se mi puoi raccontare questo film. Sì. Allora, è così. Sinossi? Schietta non tappi. Ah? Schietta non tappi, ma maritata tappi. Come tappi, basta che tappi. Me la racconti questa storia? Schietta non tappi, ma tappi. No. Schietta non tappi, ma maritata tappi. Schietta non tappi, ma maritata tappi. Come tappi, basta che tappi. Come tappi, basta che tappi. Schietta non tappi. Sì, no, ma non la mi devi raccontare, questa è una sinossi. È un riassunto di una storia. Qual è la storia? Ah, ecco, che zitella non ti ho avuta, ma sposata ti avrò. E un indappi con mia non esce niente. Va bene, questo è bravo, applauso per Carlo Canebba. Allora Natale, prepariamo anche Carlo Verdone che vedremo tra un po', però voglio fare una cosa seria e Ma anche... da pai? Va bene, e anche piuttosto
dolorosa, ma lo faccio volentieri perché, come è giusto che sia, poi la vita ha delle pagine belle e anche delle pagine più tristi. La vita è così. E quindi, insieme con Gilberto Idonea, io voglio ricordare un nostro telespettatore, ma soprattutto il papà di un mio fraterno amico che non c'è più. Lui era un uomo di teatro, amava Gilberto, amava Tuccio Musumeci, amava Pippo Pattavina, amava Enrico Guarneri, amava il teatro siciliano, amava la vita, amava la sua famiglia ed era, come detto, il papà di un mio amico importantissimo, che è Giovanni Rapisarda. Quindi io lo vorrei ricordare perché è venuto a mancare proprio ieri sera, praticamente poco prima dell'inizio della nostra trasmissione, il professore Salvatore Rapisarda. Lo voglio fare, si troverà sicuramente in paradiso e noi lo salutiamo con questo applauso, stando vicini a Giovanni e a Maurizio. Pensa che Giovanni è il mio compagno di sempre, dalla prima elementare, quindi ti voglio bene Giovanni. Pubblicità! When I can see right in your eyes, when I'm surrounded in the craziness of time, when you're understanding, you're trying hard to stand still, with how we layers on my pride, you show. Undress me, allow the China set me free. Remind me to be myself, Undress me, unleash my heart and make me see. When I become someone else, whenever I'm trapped in this time. When I forgot that there is you and I. When your persuasion is finding happy fly for, I went my back to my mount. You showed. Undress me, allow the China set me free. Remind me to be myself. Undress me, unleash my heart and make me see. When I become someone else, I could roll without a storm, I could bear without a soul, not to fight without a flame. If the plane is low, we wouldn't be the same. Undress me, allow the China set me free. Remind me to be myself. Undress me, unleash my heart and make me see. Undress me. Pezzo di Angun per Marilisa Pino, complimenti insieme con Lucio Nicolosi. C'è? Sì, stavo. Grazie ragazzi, grazie. No, mi distrae, stavo ringraziando il nostro angolo musicale. Con chi stava parlando? Queste belle signorinelle, questa Sì. bella gioventù meravigliosa, che vero. non mi fanno manco una schiglia mia. Allora, guardi. No. Ferme ragazze. Lei si deve meritare gli schigli. Allora, mi racconti una storiella tra il pubblico. Le ragazze valuteranno la sua prestazione, ovviamente artisticamente parlando, e dopodiché decideranno se schigliare oppure no. Va bene, ragazze? Prego. Siamo dove? A Contessa Intellina. Ovviamente. Sindaco, ma lei cuccia puttao oggi, caro?
Siete diventando famosi, appunto. Contessa Entellina. Siamo a Contessa Entellina. Sempre lì. Ci sono le poste, no? È certo che ci sono le poste. Un cimitero c'è? Ah, tutte cose Certo, ci sono tutte cose. Allora, alle poste di Contessa Entellina. 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 Ah, Entellina. Sì. Contessa Entellina. Sì. Entra un pazzo con un foglio in mano e una penna. Perfetto. Comincia a tagliare e dice: tu come ti chiami? Salvo la Rosa. E scrive Salvo la Rosa. Ah, io sono a Contessa Entellina delle poste, va bene, sì. Tu come ti chiami? Massimo Ranieri. Scrive Massimo Ranieri. Massimo Ranieri. Tu come ti chiami? Valeria Marini. Scrive Valeria Marini. Tu come ti chiami? Sergio Parrino. Che è io. Sì, lo so, Parrino Sergio Parrino, scrive Sergio Parrino. Sergio Parrino. Tu come ti chiami? Tu come ti chiami? Pamela Prati, scrive Pamela Prati, sì. Domani vengo e vi violento a tutte. A Contessa Entellina. A Contessa Entellina. Se parte un sindaco, scusa, sono Sergio Parrino, mi puoi sottolineare per cortesia? Va bene. Sindaco, tra un po'. Domani non si può raccogliere a paese. No, invece. Ma che dobbiamo fare qua? Niente, dobbiamo lanciare un servizio. Ah, beh, allora posso aspettare qua? Certo, deve aspettare qui. Nel frattempo che Luca e Diego si preparano per la loro esibizione live, noi ci trasferiamo idealmente a Napoli, dove l'altro ieri c'è stata la presentazione di Manuale d'amore 3, il film di Giovanni Veronesi, in tutte le sale cinematografiche da venerdì prossimo, film della Filmauro di Aurelio e Luigi De Laurentiis, con Robert De Niro, con la nostra Donatella Finocchiaro, con Laura Chiatti, con Monica Bellucci che abbiamo intervistato ieri, con Michele Placido. Devo dire che è bellissima. Bella. E poi devo dirle che è una donna garbata, fine e molto educata. Con me io non ero nessuno miscato con niente, davanti a lei non mi conosceva nemmeno, ed è stata, devo dire, carinissima. Poi ci sono altri attori straordinari, Riccardo Scamarcio. Lunedì vi faremo vedere l'intervista. Perché non è qui? E poi io direi soprattutto un grande Carlo Verdone, che come sempre si dimostra amico del sottoscritto, di questa trasmissione e della Sicilia. Allora, venerdì e da venerdì andate al cinema, Manuale d'amore 3, e intanto vediamo il signor La Rosa che intervista il grande Carlo Verdone. E poi i Sonora. Vai! Natale Zannaro. Intanto piacere di rivederti. Carlo, stringiamoci la mano perché siamo su Antenna Sicilia, dove tu sei stato tante volte, dove ti aspettiamo sempre. Mi saluti veramente il tuo pubblico che ho sempre nel cuore per il suo affetto e il suo entusiasmo. Ecco, me lo ricordo molto bene. Io ricordo quel primo Manuale d'amore, quando venisti a trovarci alle Ciminiere a Catania, non ci conoscevamo, tu sapevi poco di noi, ma sei stato come sempre straordinariamente disponibile. Da lì è cominciata una bella amicizia, adesso i manuali d'amore sono diventati 3. Ho chiesto a Giovanni Veronesi se dopo 3 manuali d'amore avesse capito qualcosa di più dell'amore. Mi ha detto di no. Spera nei prossimi 2 che dovrà fare di capirci qualcosa di più. Tu dopo 3 manuali a che punto sei? Dico che mi fermo a 3 manuali perché poi veramente mi vede col bastone, non è possibile. No, mi devo fermare. Ho fatto già la maturità in questo, dopo che faccio l'oltre, come lo chiama lui, che non lo vuoi chiamare la vecchiaia. No, questo qua penso che è riuscito particolarmente bene proprio perché ci ha messo più eleganza, la confezione è bella, il cast è molto ricco e poi ogni episodio è veramente molto diverso dagli altri. C'è la parte romantica, la parte poetica, la parte molto comica che chiaramente mi riguarda. Miagola e soffia. Soffia! Sì. Bravo, così. Questa è la psichiatra, quella che pubblica. Ma quale psichiatra? Quella sta in cura dalla psichiatra. Ti faccio una domanda che mi interessa molto perché in questo film tu sei un conduttore televisivo, quindi in qualche modo diciamo siamo molto vicini. Sono però uno che conduce un telegiornale, un giornalista che si dà un sacco di toni, un sacco di un piacione, ecco. Ho capito, vabbè, però c'è una donna che ti perseguita, che poi è una nostra concittadina, che è Donatella Finocchiaro. Sei perseguitato in maniera anche piuttosto forte, lei è un po' bipolare, insomma un po' folle. Come ti difendi da questa donna? E poi, se ti dovesse capitare nella vita, come ti difenderesti da una situazione del genere? È una tragedia, perché una volta che l'hai fatto entrare questo virus, poi per mandarlo via è un problema, perché sicuramente
Se la donna è bella e affascinante come Donatella Finocchiaro, tu ormai ti sei già bello che compromesso. Se lei ti ricatta è la fine. Quindi la vedo veramente molto molto dura. Vedo che puoi andare incontro a dei problemi veramente grossi. Ed è pericoloso. Beh, mi sembra che anche i giornali e episodi ultimamente che abbiamo visto, beh, insomma, c'è mezzo mondo della politica che se la sta facendo sotto perché è sotto ricatto. Ci sei stata a letto? Ma va, dai, su. Ma tu mi hai registrato? Ne ho fatto 100 copie. Io ti sbatto in galera. E io ti sbatto in rete. Che tempi sono, Carlo, passando a un altro argomento? Un Brutti. argomento serio. Brutti, sì. Un medioevo senza orizzonte. Guarda che frase che ti ho detto. Bellissimo, sì. È la verità, purtroppo. Sei un po' in imbarazzo in questo momento come uomo, come persona. Sfiduciato, un po' sfiduciato, però ho fiducia nelle nuove generazioni, nonostante vivano in tante difficoltà dal punto di vista di non essere supportati, però vedo che in loro c'è voglia di riscatto, e secondo me non faranno gli errori che hanno fatto le generazioni precedenti. Credo che saranno eticamente molto più forti e puliti. Per Carlo Verdone, che ha fatto tante cose belle nella sua vita dal punto di vista professionale, che vuol dire lavorare con Robert De Niro? Avere questa possibilità, questa occasione? Non è tanto il lavorare con lui, certamente è una cosa che mi ha fatto molto strano, cioè mi ha colpito come in realtà la vita sia imprevedibile. Io ero un universitario che andavo al cinema, al cineclub, mi andavo a vedere delle personali, una volta di De Niro, una volta di Robert Redford, un'altra volta di Sam Peckinpah, un'altra volta di Kirk Douglas, e poi improvvisamente la vita gira in un modo tale che stai su un cartellone accanto a lui un giorno e senti anche in un'intervista che lui ha della stima nei tuoi confronti. Certamente, ecco, rifletti a come sia bellissima la vita, perché può veramente riservarti delle sorprese che non ti saresti mai aspettato. Per me anche questa di fare l'attore, sono 33 anni che lavoro, anche questa è una specie di miracolo, è una sorpresa molto bella, molto molto bella. A Parigi non posso tornare. Io non voglio sapere di più. Io mi fido di te. Mia figlia, Sì. altro che direttrice d'atelier, a Parigi faceva la spogliarellista, insomma, la mignotta. E per chiudere, Carlo, questo cinema italiano in questo momento è miracolato, sta vivendo invece un momento positivo, ci sono incassi che fanno rabbrividire in questo momento in senso positivo. In questo momento il cinema italiano è illuminato da una buona stella. Però se noi andiamo a cercare di capire bene il motivo del perché del successo della commedia soprattutto, il problema è che il pubblico cerca un antidepressivo in un racconto di commedia. Quindi la commedia diventa un po' come una terapia in qualche modo. Credo che sia talmente sfiduciato, talmente anche pessimista, che si butta su qualcosa che gli dà una carezza, hai capito? Secondo me è questo il motivo, secondo me non ce ne sono altri. Se proprio non mi vuoi mettere incinta, almeno dammi il seme. Che te devo dare? Tu credi che io sia pazza? Ammazzate. Ci vediamo presto in Sicilia. No, la cosa importante però è che le commedie che va a vedere devono lasciarlo soddisfatto, perché poi i soldi la seconda volta o la terza volta non li rimette, quindi bisogna farlo contento il pubblico. Io spero di tornare al più presto. Sì, c'è forse un qualcosa nel territorio delle ACI che ormai mi ha adottato proprio come, ma ha anche dedicato una sala ad ACI Catena, sì, dove io ho regalato una cinepresa di quando ho fatto 2 film, gliel'ho regalata, l'hanno montata, c'è scritto dono alla città di ACI, quindi una cosa che mi ha fatto molto piacere. Ti aspettiamo. E io ci sarò e spero di incontrarti. Grazie. Ma noi stasera siamo in buonissima compagnia, per cui ci godiamo ancora un momento live dei Sonora. Eccoli qua, Luca e Diego. Facciamo un po' di improvvisazione blues, visto che noi l'adoriamo, e del genere dove noi siamo cresciuti.
yeah. Always spend my money around someone else. And before you kiss me, take a look to yourself. Oh, before you kiss me, oh, take a look to yourself. Oh, it's been in my mind, oh, from somewhere. Oh, come on, baby, about 3 from now, girl. Oh, come on, baby, oh, about 3 from now, girl. Was spend my money from someone else, yeah, before you kiss me, yeah. From someone there. One, two, three, four. With the best friend, with the best friend, with the best friend. Feel like crying. Oh, yeah. She hold a brick, we're gonna listen on until the line on. Yeah. She hold a brick, we're gonna whistle on until the line on. She had a brave around herself, oh, free riding everywhere, still there. I will the bad friend. I will the bad friend. I will the bad friend. I feel like crying. No, I wanna feel like crying. Feel like crying. With the bad friend, with the bad friend.
Yeah, Grazie. Bravi, non c'è altro da dire, eh? Bravissimi, bravissimi. Motocicletta 10 HP tutta cromata e tu se dici sì mi basta il tempo di morire tra le tue braccia così domani puoi dimenticare domani ma adesso dimmi di sì domani puoi dimenticare domani ma adesso dimmi di sì. Il nostro angolo musicale Marilisa e Lucio. Facciamo un bel applauso a Filù. Sì. Grazie. Prima di lasciarti alla tua lavagna, dove ancora campeggia questo bellissimo disegno che rappresenta questo bel giovane qui, Salvo La Rosa. Vabbè, adesso lo leviamo. Ti voglio chiedere, ma che vuol dire Filù? Perché Filù? Sì, dunque, Filù è il breve suono di un momento. Un momento quando passa fa Filù, già passato. Non si riesce a catturare ed è sempre stata una mia fissazione, intrappolare il momento e rappresentarlo. Ora, un momento non si può fare intrappolare, però può essere contenuto in un disegno o in una frase. E così ho scritto delle frasi, che io poi ho chiamato Filù, che raccolgono dentro dei momenti. Per esempio? Che ne so, dunque, senza di te, mi sento senza di te. E dico cose ovvie. Certo. Oppure, non lo so, combatterò tutti quelli che fanno girare le pale. Don Chisciotte. Giusto. Pale del mondo. Sì, capisco. Che a volte io... Non capisci neanche tu. Non capisco neanche io come Sì. mi vengono, capito? Sì. Sono quelle frasi che però ognuno di noi scrive, cioè le scriviamo tutti, sai, quei momenti in cui dici bella, questa frase me la voglio scrivere. E io ho solo fatto questo. Ci sono altre... Per esempio un'altra ancora? Di tipo più da saggi, no? Sì. Non inseguite la felicità correndo veloci, poiché essa a fatica sta inseguendo voi. Bella, questa è bella. E così è Filù. E poi Filù disegna. Sì, e poi queste frasi le disegno. Per esempio? Per esempio, Vai. Per esempio... Grazie. Per esempio... Vai. Mi viene in mente questa, no? Orecchietta, coniglietto, neretto. La lepre rizzò il capo e il grano si tinse di giallo. Come passa il tempo? Bene. Queste sono cose così. Poi, se volete, vi posso fare questa... Ecco, ditemi una parola, per esempio. Una parola. Una parola. Insieme. Bravissimi, Insieme. d'accordo. Avete detto tutti insieme. Bene, Vai. attenzione. Sì. Bravissimi, insieme. In effetti. Adesso un attimo di concentrazione. Sì. Vai. Attenzione. Questo è un momento di improvvisazione pura. Bravo. Ci sta la lettera alla madre di Salvatore Quasimodo.
facciamo un omaggio, visto che ci sono tantissime ragazze, alle mamme. Dai, a te. Mater dolcissima, ora scendono le nebbie. Il naviglio urta confusamente sulle dighe. Gli alberi si gonfiano d'acqua, bruciano di neve. Non sono triste qui al nord. Non sono in pace con me stesso, ma non aspetto perdono da nessuno. Molti mi devono lacrime, da uomo a uomo. So che non stai bene, che vivi come tutte le madri dei poeti, povera e giusta nella misura d'amore per i loro figli lontani. Oggi sono io che ti scrivo. Finalmente, dirai, 2 parole di quel ragazzo che fuggì di notte con un mantello corto e alcuni versi in tasca. Povero, così pronto di cuore, lo uccideranno certo in qualche luogo. Certo, ricordo fu da quel grigio scalo di treni lenti che portavano mandorle e arance alla foce dell'Imera, il fiume pieno di gazze, di sale e di eucaliptus. Ma ora ti ringrazio, questo voglio, per l'ironia che hai messo sul mio labbro, mite come la tua. Quel sorriso mi ha salvato da lacrime e da dolori, e non importa se ora ho qualche lacrima per te, per tutti quelli che come te aspettano e non sanno che cosa. Ah, gentile morte, non toccare l'orologio che batte in cucina sopra il muro. Tutta la mia infanzia è passata sullo smalto del suo quadrante, su quei fiori dipinti. Non toccare le mani, il cuore dei vecchi. Ma forse qualcuno risponde: o morte di pietà, morte di pudore. Addio, cara. Addio, mia dolcissima mater. Gilberto Idonea, Salvatore Quasimodo da Milano scrive alla madre lontana queste parole veramente bellissime, che sono le parole che magari ognuno di noi vorrebbe scrivere o avrebbe voluto scrivere o magari scriverà alla propria mamma, ringraziandola per tutto quello che solo una mamma può dare direttamente ad un figlio. Salutiamo il nostro angolo musicale. Ragazzi, se vi dovesse capitare di trovarvi nei pressi di Contessa Entellina, il sindaco vi offre un caffè di sicuro. Intanto, nel 2008, che avete fatto nel 2008? Cosa avete vinto? Se lo ricordiamo più. Cosa avete vinto nel 2008? Avete vinto Sanremo Giovani, con una canzone che si intitola L'amore. Buon amore a tutti, Sonora, vai! Guardo il cielo, non vedo altro colore, solo un grigio piombo che mi spegne il sole. L'unica certezza è gli occhi che io ho di te. Due fotografie, tutto ciò che rimane. Sul mio letto il vento le fa volare. La distanza che ci divide fa male anche a me.
se non vai via. L'amore qui sei un viaggio che non ha né meta né destinazione. Sei la terra di mezzo dove ho lasciato il mio cuore. E così sono solo anch'io, come vivi tu. Cerco come te l'amore. Quel che so di te è soltanto il tuo nome, la tua voce suona in questa canzone, musica e parole, emozioni che scrivo di noi. Se non vai via, il mondo è qui. Sei un viaggio che non ha né meta né destinazione. Sei la terra di mezzo dove ho lasciato il mio cuore. E così sono solo anch'io, come vivi tu. Cerco come te l'amore. L'amore cambia il cielo, gli occhi no, come dentro è l'amore che sei un viaggio che non ha né meta né destinazione. Sei la terra di mezzo dove ho lasciato il mio cuore. E così sono solo anch'io, come vivi tu. Cerco come te l'amore. Grazie, grazie. Venga, venga, signor Canebba, venga, venga. Intanto applauso per i Sonora. Venga, 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 venga.
Allora, mamma mia, veramente. Chi schifo, chi cannarini, Caiano. Domani ci sarà lavoro per gli otorini, perché le nostre orecchie... Vabbè, comunque, devo dire, bravi a questi ragazzi. Grazie. Prima di lasciarvi spazio per il finale, poc'anzi, Luca e Diego, parlavamo di questo tour che è in corso. Siccome ci vedono anche sul satellite, ci seguono anche da altre città italiane, abbiamo avuto una testimonianza dalla ragazza che arrivava da Lecco. Domenica siete a Firenze. Sì, domenica 27 saremo a Firenze, poi il 12 marzo a Roma. A Roma, sì. esatto. E poi? 26 di marzo Milano, poi saremo a Napoli il 15 di aprile. Comunque potete vedere tutte le nostre date sul nostro sito sonoraofficial.com. Stavo pensando alla ragazza non deve fare chilometri. Allora, prima di salutarci con i nostri ospiti che sono stati con noi in trasmissione, facciamo un finale, un pezzo tratto dal film Le cronache di Narnia 3, che è uscito a dicembre e che dal 1° aprile sarà in DVD. Non perdo altro tempo, se no non riusciamo a chiudere. Finale e poi saluti. Grazie. Sonora, vai, il pezzo si intitola There's a Place for Us, vai. There's a place out there for us, more than just a prayer. Anything you ever dreamed of when you feel like giving up, 'cause you don't fit in down here. Fear is crashing in. Close your eyes and take my hand, yeah. We could be the kings and queens of anything. If we believe it's winning, the stars that shine about. I roll with you when I belong. We're free, we're love, we keep back strong. Exactly who we are, it's just enough. 'Cause there's a place for us. There's a place for us. When the water meets the sky, when your heart is free and hope goes back to life, when these broken hands I hold again, we'll find the we're waiting for. We were made for so much more. We could be the kings and queens of anything if we believe it's winning, the stars that shine about.
there's a place for us. Grazie, grazie. I Sonora, grazie Luca e Diego, Grazie Sonora d'insieme, grande festa stasera. Allora fate una cosa, restate un attimo qui, facciamo i saluti e poi dopo ci congediamo da voi per rivederci ancora domani con il meglio di, lunedì gran ritorno di Enrico Guarneri Litterio con Toni Colombo, gli auguri per Luca che domenica compirà 29 anni. Intanto salutiamo gli amici e le amiche della World Service che vi hanno accolto anche stasera al Teatro ABC di Catania, World Service di Arturo Magni. E poi grazie, perché ci sentiamo più sicuri con loro, ai Vigili del Fuoco di Catania, grazie. Speriamo di averti ancora qui in trasmissione, perché è stato un piacevolissimo incontro. Anche Al Valenti Filù, da Zelig. Grazie. Grazie per questo omaggio a tutte le donne, quindi a tutte le mamme. Gilberto Idonea. Anzi, lo ha detto Vecchioni, e Vecchioni è un vecchio, tra virgolette, saggio, persona sicuramente di grande cultura, ma lo abbiamo detto sempre e comunque noi anche da questa trasmissione, e io lo dico in apertura del nostro spettacolo con Enrico Guarneri Litterio: le donne sono di un altro pianeta, le donne sono sicuramente superiori, le donne sono migliori degli uomini, lo dico con cognizione di causa, perché hanno un carattere diverso, sono più forti, nelle diversità sono sicuramente più preparate. Una donna che cade si rialza sempre. E allora io ti chiederò la prossima volta di leggere una poesia bellissima di Jack Folla che si intitola Donne in rinascita. Ti prego di prepararla e di portarla qui al pubblico d'insieme, alle nostre meravigliose donne, la prossima volta. Va bene? Gilberto Idonea, per tutte le donne all'ascolto, grazie. Poi, sì, ci vediamo fra 15 giorni e domani in radio, Radio Smile, con Chiara Chines, Carlo Caneba. Il nostro angolo musicale adesso in salotto, Lucio Nicolosi e Marilisa Pino, grazie. Signora Rosa, sì. Non so se ci vediamo prima. Abbiamo 40 secondi. Giorno 8 giorno 6 a Belpasso in piazza. Va bene, giorno 6. Grazie a Diletta Leotta, grazie anche a Diletta, applauso. Buonanotte, ciao. E soprattutto, grazie per questo incontro piacevolissimo, straordinario, con i Sonora, grazie. Buonanotte, da insieme a domani, ciao.